Sadie in Rosa è un progetto culturale del Comune di Laconi finanziato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna. È una manifestazione che è stata programmata nell'ambito dei festeggiamenti de Sadie e de Sardegna e si terrà a Laconi il 30 maggio presso il Cineteatro Fabrizio De Andrea alle ore 17:30. Questo progetto nasce dalla lettura di un saggio che è stato pubblicato dall'Università di Cagliari e che tratta della tratta delle bianche che è avvenuta in Sardegna, e cioè di quelle bambine, ragazze e giovani donne che già a partire dall'Ottocento, Novecento furono costrette a lasciare la loro famiglia di origine a causa delle condizioni di povertà in cui versavano per recarsi presso famiglie più abbienti dove prestavano i loro servizi. Storie molto tristi, storie di abusi che hanno fatto nascere l'idea con l'associazione culturale Comunicanto di un cortometraggio dedicato a loro. Quindi la manifestazione è dedicata alla figura femminile in Sardegna e nel corso dell'evento che si verificherà, come dicevo, il 30 maggio verrà attualizzata la figura femminile e verrà approfondita la loro attuale condizione economica, politica e in particolare verrà trattato anche il tema del rapporto delle donne in Sardegna con l'uso della lingua sarda. Infatti ci tenevo a precisare che in questo progetto abbiamo dato priorità e prevalenza anche nella comunicazione pubblicitaria e nella realizzazione del cortometraggio e dell'evento all'uso prioritario della lingua sarda.